Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua con Calcio Parlando, è la nostra puntata numero 396, oggi lunedì 7 luglio 2014, insomma ci siamo anche con le due semifinali del Mondiale che questa settimana scandiranno ovviamente il grande evento, poi la conclusione domenica con la finalissima, quindi siamo davvero nei giorni risolutivi per quanto riguarda il Mondiale 2014 in Brasile. Parliamo di Brasile-Germania domani sera e di Olanda-Argentina mercoledì, entrambe con calcio d'inizio alle ore 22. I contenuti ovviamente ci sono sotto molti aspetti, tra chi è assente forzatamente a questo rush finale per quel che riguarda ovviamente i grandi nomi, a quello che può offrire in termini di contenuti la sfida di domani sera, i 90 minuti poi anche di mercoledì, insomma grande spettacolo, almeno in quelle che sono le premesse per questo mondiale con i padroni di casa del Brasile. Ovviamente in prima fila ci sarà anche il tema calciomercato da affrontare, come sempre oggi, perché si sta presentando anche la nuova stagione. Abbiamo detto che settimana scorsa hanno ripreso due squadre come il Torino e l'Inter, sarà la volta giovedì ad esempio del Milan, ci sono altre squadre ai nastri di partenza e ci sono anche altre novità sostanziali per quel che riguarda poi la giornata di oggi nel calciomercato e non solo. Intanto buon pomeriggio naturalmente a Daniele Amadasi. Ciao Daniele. Ciao Adriano, a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Per cui mondiale che ovviamente va a catalizzare la nostra prima parte di trasmissione. Nella seconda è chiaro che il riferimento sarà anche a un tema che ci siamo lasciati indietro da sabato, cioè quello legato alle iscrizioni al prossimo campionato. In questo caso continuiamo parlando di Serie B, perché ci sono tre società, Varese, Brescia e Siena, con grossissimi problemi, grosse difficoltà a garantirsi un futuro a stretto giro, peraltro, perché si tratta di scadenze da rispettare nell'immediato, diciamo così. In questo frangente ci occuperemo del Brescia, anche perché la situazione è molto seria in negativo per quel che riguarda la partecipazione al prossimo campionato di Serie B, ma questo ovviamente nella seconda parte. Intanto ricordiamo i nostri recapiti che sono disponibili a intervenire per quel che concerne l'ora di trasmissione. Siamo in onda con voi fino alle 14, 02 6620 3529 per le telefonate, gli sms invece al 346 6427 756. Un mondiale che dunque, Daniele, va a proporre questo Brasile-Germania domani, questo Olanda-Argentina mercoledì, entrambe a riproposizione di finali che ci sono state nel passato, ma è anche inevitabile che sia così. Insomma, parliamo di grandissimi nomi tra le squadre, tra le nazionali che si sono proposte anche nei quarti di finale, poi per paradosso l'unica che ha tirato il lungo fino ai supplementari poi ai calci di rigore è stata l'Olanda, in quella che sulla carta doveva essere la partita più scontata. L'Olanda ha preso anche 3 pali, poi non dimentichiamo le altre 3 partite non in linea con gli ottavi di finale, che invece hanno avuto una coda in maniera più frequente tra supplementari e rigori. Le altre 3 partite dei quarti di finale sono invece terminate al 90° con passaggio del turno appunto di Argentina sul Belgio, Brasile sulla Colombia e Germania invece di misura contro la Francia, quindi tutte e 3 di misura le partite, esclusa ovviamente l'Olanda che ha vinto ai calci di rigore con una maniera anche molto particolare, e poi insomma lo andremo a vedere. Detto questo, Brasile-Germania, replay della finale del mondiale Corea-Giappone 2002 che i Verde Oro vinsero 2-0 con doppietta di Ronaldo. Olanda-Argentina, riproposizione di quella che invece è stata la finale del 78 proprio in Argentina, vittoria dei sudamericani 3-1, quindi torniamo indietro di 36 anni in questo caso. Grande spettacolo in ogni modo. Daniele, tra martedì
e mercoledì con le 2 semifinali in Brasile. Sì, potremmo quasi ribattezzarla l'Europa la conquista del Sud America, con Germania e Olanda che cercheranno rispettivamente di avere il meglio nei confronti del Brasile, padrone di casa, e dell'Argentina. La Germania è arrivata alla 4ª semifinale consecutiva, ma l'avevamo detto, una formazione che non sbaglia mai, aveva sbagliato soltanto 5 edizioni fa, poi ripartendo da zero, creando qualcosa come 20 centri federali su tutto il territorio nazionale, quindi l'investimento nel settore giovanile ha portato non pochi frutti in casa Germania, una Germania che andrà a incontrare un Brasile che sarà privo di Neymar e soprattutto anche del difensore centrale Thiago Silva. Trovo abbastanza, uso il termine comico, la scelta da parte del Brasile di presentare ricorso nei confronti di Thiago Silva. Thiago Silva ha preso il secondo cartellino giallo, per regolamento non potrà giocare. È un Brasile che ha una paura incredibile della Germania, soprattutto perché gli mancherà quel talento incredibile che è Neymar, uscito per un fallo di gioco. Io l'ho considerato assolutamente non cattivo, però scomposto, quello fatto dal partenopeo Zuniga nei confronti di Neymar. Di sicuro era da cartellino giallo ed è costato comunque il mondiale al giocatore con più talento nel Brasile, un Brasile che in fase offensiva propone un Fred che, ribadisco, secondo me non farebbe fatica a giocare titolare in metà delle formazioni a massima serie, quindi l'unico giocatore che in fase offensiva potrebbe creare dei pericoli è Hulk, considerando che nell'ultima gara sono stati 2 difensori centrali a portare alla marcatura brasiliana, prima Thiago Silva che sarà squalificato e poi David Luiz su punizione, per cui è un Brasile che sarà completamente da rifare. Probabilmente Dante giocherà come centrale di difesa al posto di Thiago Silva e poi vedremo in fase offensiva cosa succederà, magari se ci sarà qualche nuovo innesto, quindi vedremo che cosa si inventerà Felipe Solari. D'altra parte Löw ha fatto benissimo con la propria Germania, i Panther vanno avanti e secondo me questa potrebbe essere quasi una finale anticipata. Per contro vedremo l'altra semifinale fra Argentina e Olanda, che dovrebbe dare secondo me più spettacolo della prima. L'Argentina non trovava le semifinali dopo 24 anni, l'ha trovate non giocando bene, però una formazione che tiene molto bene il campo, soprattutto a livello atletico. C'è da segnalare che l'Argentina però va a perdere per il resto delle mondiali Di Maria, che è un attaccante esterno che sta facendo molto bene. L'Olanda soltanto nell'ultima gara col Costa Rica non è riuscita a vincere la gara entro il 120esimo, anche perché, diciamo così, la sfortuna ha remato contro gli olandesi, che hanno preso 3 legni, se ricordo bene 2 con Sneijder e 1 con Van Persie. Poi ai rigori c'è stata quella mossa che poi andremo a raccontare di Van Gaal, di sostituire il portiere proprio prima dei calci di rigore. È una scelta che valsa. Direi che sono arrivate giustamente in semifinale le 4 formazioni che avevano espresso le migliori calcio in questo mondiale, anche se comunque direi il ricordo di Belgio, di Messico, di Colombia e Cile non va assolutamente dimenticato per il gioco espresso. E poi abbiamo detto la sorpresa maggiore di questi mondiali è una Costa Rica che in maniera incredibile va a casa da imbattuta, perché non ha mai perso, avendo perso di fatto soltanto i rigori contro l'Olanda. Sì, è una Costa Rica che ha fatto fuori l'Italia, peraltro nella fase a gironi ha condotto una grandissima prima parte, in modo particolare per il tenore, per il livello delle avversarie. Ha battuto appunto l'Italia con gol di Ruiz nella prima partita, vinto in rimonta contro l'Uruguay 3-1, ha pareggiato conquistando il primo posto nel girone contro l'Inghilterra, poi ai calci di rigore battuto la Grecia, ma ricordiamo che si è portata dietro un'inferiorità numerica per parecchi minuti e ha subito il pari solo a tempo scaduto con la Grecia di Papastatopoulos per l'1-1. Poi vittoria ai calci di rigore, il portiere Navas sicuramente è stato tra i protagonisti, ma qui ovviamente dobbiamo rifarci a quello che è stato, a proposito di calci di rigore, nel cammino dell'Olanda, perché la lotteria conclusiva ha permesso di mettere in luce il portiere che ha scelto Van Gaal nella fase decisiva, 1 minuto al termine dei supplementari, il portiere Krul, che insomma è stato assoluto protagonista poi per il passaggio, per l'approdo
in semifinale. Due grandissime partite, quindi Brasile è padrone di casa. Senza Neymar si è parlato addirittura anche oggi di una volontà folle però del giocatore di voler rischiare in caso di un approdo in finale da parte del Brasile. Vorrebbe provarci, ma ovviamente va assolutamente contro il parere medico, il giocatore del Brasile e del Barcellona, quindi non ci sono neanche i margini, neanche lì spiragli per poter pensare ad un miracolo, e il parallelo viene naturale qui, Daniele, con quello che è stato a proposito di Brasile nel 98, il recupero lampo di Ronaldo, che aveva peraltro 22 anni, che ha preso parte poi a quella finale in Francia, persa malamente però dal Brasile 3-0. Qui siamo di fronte a una situazione estremamente diversa. Il Brasile ha perso i pezzi, come ricordavamo anche con l'esclusione forzata di Thiago Silva dalla semifinale. Thiago sarà squalificato nella gara contro la Germania. Poi dall'altra parte, appunto, in Olanda-Argentina niente Di Maria per la squadra di Sabella, e anche in questo caso un impoverimento della fase offensiva per quel che concerne l'altra semifinale. Ad ogni modo è un mondiale che ha fatto fuori, ricordiamo, nei quarti di finale di vittime come la Francia, come un Belgio che però si è battuto fino all'ultimo, la stessa Colombia, ma ne parlavamo anche sabato, mentre con l'Olanda è stato fatto fuori il Costa Rica, squadra assolutamente rivelazione che abbiamo insomma celebrato anche nella fase conclusiva poi della fase a gironi. Diciamo che sotto questo aspetto è andato a casa appunto un Belgio che però doveva essere protagonista e ha assolutamente rispettato il copione, facendo soffrire fino all'ultimo l'Argentina. Sì, in fase di presentazione dei mondiali avevamo detto che il Belgio potrebbe essere una delle belle sorprese, e ci avevamo azzeccato. Una formazione che comunque ha dimostrato un buon calcio. Forse ha sbagliato soltanto la gara contro l'Argentina, nel senso che non ha proprio cambiato il proprio modulo di gioco, però ha messo degli interpreti meno offensivi. Per contro invece l'Argentina è stata molto intelligente, perché si è adeguata al gioco del Belgio, ha cambiato modulo per giocare quindi a specchio contro la formazione europea. È un Belgio forse che è stato un po' troppo timido, ha preso quel gol in apertura dopo 7-8 minuti da parte di Higuaín e non è riuscito a recuperare. Soltanto sul finire del primo tempo magari il Belgio è venuto un po' fuori, quindi è mancato qualche cosa, però è una formazione che, diciamo così, era anche giovane, ha fatto molto bene i mondiali e di sicuro potrebbe essere una protagonista nei prossimi europei del 2016. È una formazione che ha puntato su tanti giocatori nuovi, tanti innesti, è andato a fare dei camp anche nelle colonie, quindi ha sfruttato, devo dire, molto bene il lavoro, un po' come in grossa parte invece ha fatto la Germania. Quindi sono due gare molto, molto particolari. Per la situazione di Neymar la trovo un po' particolare, perché da un lato si parla quasi di una tragedia nazionale per l'infortunio di Neymar. Secondo me ho trovato scandaloso l'intervento di Matuidi nei confronti di Onasi. Quello è un intervento gravissimo, secondo me, quasi con l'intento di voler far male. Viceversa non ho reputato, poi magari sbaglierò così, quello da parte di Zuniga nei confronti di Neymar. Si è parlato di frattura di una vertebra lombare, poi addirittura si è parlato, purtroppo ma giustamente, di un busto che il ragazzo avrebbe dovuto portare per un mese. Il busto è sparito, adesso addirittura si parla quasi di un pronto recupero. Quindi mi chiedo, ma stiamo parlando veramente di una frattura, di una microfrattura o cos'altro? Non sono un medico, quindi non voglio entrare in certi discorsi, però non vorrei che il Brasile stesse cercando di fare una sorta di vittimismo, quindi cercando adesso anche con il ricorso a Thiago Silva, assolutamente impresentabile, non potrà neanche essere considerato. Il Brasile stia andando a cercare delle risorse esterne, quelle risorse esterne che l'anno scorso l'avevano portato a vincere la Confederation Cup e che magari quest'anno potrebbero portarla a vincerle una finale. Quindi mi preoccupa soltanto questo, un po' tutto il vittimismo che si è creato dietro Neymar. Neymar è vivo, quindi fra 2 mesi potrà tornare a giocare a calcio tranquillamente. Ha avuto un infortunio grave, molto meno di tanti altri giocatori che
sono rimasti fuori per 6-8 mesi perdendo mondiali già con incidenti a gennaio-febbraio, per cui gioca a calcio, guadagna milioni di euro, quindi non vada a lamentarsi se magari perde una semifinale. Certo, una semifinale in casa, il Brasile vive di calcio, in questo momento il calcio sta coprendo le magagne politiche, la vittoria del Brasile si spera che possa far dimenticare tutti gli scandali economici proprio sviluppati in questi 4 anni in Brasile, però spero che la gara con la Germania sia soltanto una partita di calcio e che soprattutto l'arbitro che vada in campo sia un arbitro equo e che non faccia delle scelte assolutamente sbagliate e vada in quel caso a favorire il Brasile, perché andrebbe veramente a rovinare qualche cosa di bello, perché siamo arrivati nelle semifinali, quindi che lo spettacolo vada avanti, lo spettacolo deve essere fatto in campo dai 22 protagonisti, di Brasile contro Germania e poi il giorno dopo di Argentina contro Olanda. Un dramma sportivo, lo dicevamo, come viene considerato in Brasile l'infortunio di Neymar, a tal punto che un'infermiera dell'ospedale São Carlos di Fortaleza è stata licenziata per aver filmato, per aver ripreso con un telefonino, immagino, l'ingresso in ospedale di Neymar. Poi questo video è stato diffuso in rete, quindi da qui il licenziamento. Però una nota di colore, anche se ovviamente si ricama un po' attorno all'infortunio di Neymar. Mondiale finito per lui. Per Angel Di Maria magari no, perché se l'Argentina dovesse arrivare in finale ci sono alcune possibilità che il giocatore del Real possa scendere in campo. Sarebbe stato, a questo punto possiamo dirlo, un Barcellona-Real Madrid, eventuale finale a Brasile-Argentina. Di sicuro Neymar non può esserci, non potrà essere della partita. Magari il giocatore argentino sì. Viene in mente, pensando a quello in cui tutti si sono spesi molto come paragone, cioè il mondiale del 50 col Brasile che perde contro l'Uruguay, Brasile padrone di casa che era strafavorito, sconfitta incredibile contro l'Uruguay in finale, che qualora dovesse esserci un Brasile-Argentina in finale e la vittoria magari degli argentini, vista la grandissima rivalità, l'eco potrebbe essere addirittura peggiore. Quello è stato veramente un dramma nel 50 per i brasiliani. Questo potrebbe eventualmente esserlo allo stesso modo, cioè perdere magari una finale contro l'Argentina, viene da pensare. Sì, sarebbe un dramma sportivo, soprattutto perché quel mondiale il Brasile era convinto già di averlo vinto. Quest'anno invece il Brasile lo deve vincere. L'abbiamo detto anche sabato, il Brasile per adesso ha vinto quasi il campionato sudamericano, perché è riuscito a far fuori prima il Messico, poi il Cile e poi la Colombia. Vedremo cosa riuscirà a fare contro la Germania, se poi arriverà in finale vedremo se sarà veramente questa finale Argentina-Olanda, ma non lo so. Secondo me il Brasile rischia molto in semifinale, perché l'assenza di Neymar peserà tantissimo, soprattutto anche in fase difensiva, e la Germania è una formazione tosta e difficile da superare, per cui io vedo sulla carta favorita la Germania nei confronti del Brasile, logicamente se senza aiuti arbitrali. È brutto dirlo, però tanti mondiali sono stati rovinati perché la formazione di casa ha avuto degli aiutini. Il Brasile quest'anno ne ha avuti qualcuno, per adesso più o meno decisivo, e speriamo che si giochi in maniera regolare. Ecco, secondo me senza infiltrazioni esterne il Brasile parte sfavorito nei confronti della Germania, ma proprio per il tipo di giocatori, di squadra. È un Brasile che ha pochi giocatori, diciamo, di livello, e molti sono giocatori normali. È un Brasile che in mezzo al campo non si preoccupa magari di pensare più a fare il gioco, ma anche a randellare, come fa un certo Fernandinho, che troppe volte, diciamo così, non ha mai ricevuto cartellini gialli. Per cui vedremo che gara sarà, però secondo me il Brasile rischia molto e il mio pronostico sarebbe più a favore della Germania. Viceversa, il pronostico su Argentina-Olanda, penso che forse l'albiceleste, quindi la formazione sudamericana in Argentina, sia favorita, per cui poi magari andrò a sbagliare, ma il mio pronostico vedrebbe, diciamo, una finale fra Germania e Argentina. Notizia ufficiale intanto da circa un paio d'ore, cioè quella legata a Cesare Prandelli, nuovo allenatore del Galatasaray. Insomma, era
assolutamente nell'aria. Si attendeva lo scioglimento, o meglio, si attendeva che venissero limate alcune clausole per quel che riguarda il nuovo contratto con la formazione turca. Succede a un altro allenatore italiano come Roberto Mancini, è un Prandelli che arriva al Galatasaray dopo l'esperienza fallimentare nel mondiale con l'Italia, eliminato nella fase a gironi. Si apre quindi subito un'altra porta per l'allenatore bresciano, e la presentazione tra l'altro domani alle ore 14 locali a Istanbul, e parte subito, per cui la nuova pagina, nuova avventura del tecnico Prandelli, allenatore del Galatasaray. Sì, contratto triennale, 5 milioni di euro all'anno, scusate se poco, andrà a guadagnarsi qualcosa come 15 milioni di 3 anni, e soprattutto, diciamo così, il primo nuovo acquisto richiesto da Prandelli per il Galatasaray è Romolo, per cui vedremo cosa succederà a questo giocatore che dovrebbe di sicuro andare via dall'Hellas Verona. Vedremo se ritornerà a giocare alla Fiorentina oppure veramente sarà ceduto al Galatasaray. Quindi questa, diciamo, è una delle notizie di mercato odierne. Adriano, abbiamo parlato di un allenatore che ha trovato posto nuovo come Cesare Prandelli, però direi che bisognerebbe anche fare il saluto a un direttore sportivo che ha fatto la storia del Chievo Verona, Giovanni Sartori, che dopo 20 anni o forse 23, tu di sicuro 22. Saprai, ecco, il numero esatto, lascia il Chievo, e direi che forse Sartori è stato uno dei principali protagonisti proprio di quel cosiddetto miracolo cielo. Sì, dal 92, in parallelo con l'arrivo alla presidenza di Luca Campedelli, che come forse qualcuno sa è diventato presidente del Chievo per la morte prematura del padre. Aveva Campedelli soltanto 24 anni e volle promuovere Sartori direttore sportivo, una scelta azzeccatissima. Chievo si trovava in Serie C e nel giro di 2 anni ha conquistato la B, la cadetteria, poi nel 2001 diventò Serie A, diventò anche 2 partecipazioni all'Europa nel 2002 e poi ancora nel 2006, addirittura fu Champions League, quella dell'anno 2006, e Sartori tra l'altro lascia il Chievo dopo aver in questo mese di mercato, siamo ancora nella fase di decollo, pensiamo solo che alla conclusione del mercato mancano praticamente 2 mesi, però il Chievo si è già assicurato un bel po' di giocatori e anche di spessore per il prossimo anno, da Bardi in porta a una difesa completata da Biraghi, poi è arrivato Maxi Lopez, c'è Meggiorini, insomma molte ufficialità, molti giocatori. Poi Birsa dovrà essere ufficializzato a breve, Birsa dal Milan peraltro, quindi Chievo ha già fatto tantissimo prima che la stagione cominci. Mercoledì ci sarà la presentazione ufficiale con il raduno, però notizia che insomma va un po' a sconvolgere il mondo della squadra veronese con questo addio dato peraltro dal presidente Campedelli con un comunicato e parole anche cui si esprime certamente amarezza per quello che è stato un punto di riferimento negli ultimi 22 anni, che invece ha deciso adesso di prendere altre strade. Vedremo se ci sarà una nuova esperienza, una nuova avventura per Sartori, oppure se sarà proprio una così pausa anche di riflessione, magari nel decidere poi la sua nuova esperienza calcistica. Intanto ci arrivano i messaggi, primi SMS, ricordiamo ancora il numero 346 6427 756 per i messaggi. C'è chi pronostica la Germania campione del mondo, e poi ancora abbiamo sentito il direttore del resort che ha ospitato gli azzurri in Brasile, pare campioni di maleducazione mondiale, il peggiore Cassano vergogna italica. Questo ci scrive Sergio. Sì, in effetti è venuto fuori qualcosina la settimana scorsa, sono un po' gli effetti collaterali, no, dell'eliminazione dell'Italia già nella fase a gironi del mondiale.
Sì, l'avevamo anche riportato nei nostri post sia su Facebook, Calcio Parlando RPL come profilo, che anche Twitter, Calcio Parlando, delle dichiarazioni del proprietario del resort dove era stata l'Italia per quei 17 giorni in Brasile, in cui, diciamo così, non aveva gradito certi comportamenti da parte di Cassano e Balotelli, però direi che non ha scoperto di sicuro l'acqua calda. È un fallimento, abbiamo detto, azzurro a livello di mondiali, e diciamo così che per adesso il principale protagonista, Cesare Prandelli, si è già salvato, perché l'abbiamo detto prima, ha trovato posto già come allenatore, tornando a livello di club in Turchia con i Galatasaray. Per quello che riguarda invece, Adriano, le notizie di mercato, giustamente abbiamo segnalato la situazione di Casa Chievo, un Chievo che oltre ai vari ingressi andrà a perdere Luca Rigoni dopo aver perso Cyril Terò. Un'altra formazione che sta facendo un ottimo mercato è il Sassuolo, che di fatto è andato ad acquistare sabato, l'abbiamo anticipato, ridandolo a Juventus Marrone, ha acquistato Peluso e adesso sta cercando di chiudere con Luca Gigarini e l'Atalanta. Altre notizie del giorno poi hanno riguardato una curiosità, quella del Cagliari, che è andato a multare Piniglia perché il giocatore ha espresso la propria volontà di essere ceduto. Tanti giornali oggi parlano di Alexander Pato all'Inter, ma dal mio punto di vista è un po' una sorta di bufala mediatica, considerando che si chiama l'altra Pato, che era stato dato alla Juventus. Evidentemente il suo procuratore si sta muovendo molto bene con i vari giornali, e poi c'è una Lazio che prosegue la sua campagna di rafforzamento, perché di fatto dopo aver già acquistato Basta e anche Parolo, adesso cercando di chiudere con Astori del Cagliari. Queste un po', diciamo così, le notizie odierne di un calciomercato che, come hai detto giustamente bene te, deve ancora partire e decollare, anche perché in questi giorni si stanno pensando ai tanti ritiri che sono partiti. Di fatto il Torino e l'Inter sono già in ritiro, poi in questa settimana, praticamente domani, partirà in ritiro la Lazio, mercoledì avremo Fiorentina e Chievo Verona, poi giovedì sarà la volta di Cagliari, di Genoa, di Milan, di Napoli, di Parma e di Sampdoria. Quindi, diciamo così, il grosso delle squadre della massima serie inizia anche a sudare per i propri ritiri e raduni estivi. Non c'è traccia della notizia ufficializzata questa mattina di un Prandelli al Galatasaray sui quotidiani sportivi, che in realtà però la notizia l'hanno riportata nelle scorse giornate, però oggi si parla di altro nelle prime pagine. Andiamo a vedere la Gazzetta dello Sport con il ciclismo, il Tour de France, maglia gialla al Tour, Nibali l'Italia che vola. Questo è l'apertura. Poi per quanto riguarda il calcio, con le semifinali mondiali, l'Europa tenta lo storico blitz, in Sud America sfida tra mondi. Il personaggio, poi lo staff di Van Gaal, si è inventato Krul come para rigori. L'intervista a Oliver Bierhoff, che dice: questa Germania ricorda gli azzurri 2006. Poi ancora cambiare o sparire, i nostri giovani senza futuro, De Boer, utili le squadre B. Poi il calciomercato, l'Inter punta a Depay, ma attenzione a Pato. Cerci verso il Milan, Astori ora è un giallo, questo dice la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il mercato. Poi Corriere dello Sport, Astori, che lite tra Toir e Lotito, offerta Lazio da 5 milioni ma il Cagliari ne vuole 8, l'Inter tenta di inserirsi, potrebbe prenderlo a partire dal 2015. E poi semifinali mondiali, incredibile Neymar, in finale ci sarò, questo dice lui. I medici tremano, ricorso del Brasile per Thiago Silva, i medici frenano, anzi, per la verità, abbiamo detto di questa suggestione, perché è tale, poi va considerata per quel che riguarda Neymar. Anche sul mercato è sempre Juve-Roma, duello infinito, mentre Milan si butta su Cerci. Poi in taglio alto il ciclone Nibali travolge il Tour, tappa e maglia. Chiudiamo con Tutto Sport, Juve 7 giorni per 2 punte, a una settimana dal raduno. Conte è rimasto con Tevez, Llorente e Giovinco. Oggi missione a Madrid per Morata, in settimana nuovo meeting col Verona per i turbe. Caso Sanchez, l'Arsenal rilancia, Marotta vedrà la gente. Poi in taglio alto, Ventura dirige il coro del Toro, chi non salta è bianconero, show granate, tifosi in delirio prima della partenza per il ritiro di Bormio. Quagliarella, ore decisive,
Cerci-Milan, incontro tra Galliani e Cairo, che per sostituire l'azzurro pensa a Hernandez. L'ipnosi di Krul, stregone orange, puntava il dito sui rigoristi, quindi il portiere è entrato al 120esimo nel mondiale. Poi ancora Scolari shock, Neymar urlava non sento più le gambe, quindi emergono particolari sull'infortunio dell'asso brasiliano. E poi ancora Story, c'è l'Inter, l'Empoli di Corsi, invece noi è l'esempio, questo il virgolettato del presidente empolese, un Empoli che ha avuto la sua promozione dalla Serie A. A proposito di questo, insomma, in cadetteria, lo dicevamo, c'è una situazione molto molto particolare legata alle società che rischiano l'esclusione, rischiano anche molto altro, molto peggio, se vogliamo. Insomma, ci stiamo occupando del Brescia in modo particolare, lo facciamo in questa seconda parte di trasmissione. Intanto, Daniele, introduciamo l'argomento, perché Brescia, Siena e Varese se la stanno passando piuttosto brutta, e il tempo stringe anche per presentare tutte quelle che sono le credenziali legate all'iscrizione alla B. Garanzie e fideiussioni occorrono per queste tre formazioni. Il Varese, forse diciamo così, è quella che è emersa meno peggio. Il Siena ha una situazione abbastanza particolare, ma l'abbiamo vissuta anche attraverso la disavventura della formazione di basket, che quest'anno è arrivata in finale perdendo gara 7 contro l'Olimpia Milano, e dall'anno prossimo dovrà ripartire veramente dalla categoria più bassa, e rischia anche il calcio. È un'altra formazione che sta rischiando moltissimo il Brescia, e anche vicino logicamente a noi come territorialità, considerando che la nostra redazione è di Milano, però seguiamo tutte le vicende calcistiche, per cui oggi vogliamo un po' approfondire la situazione di un Brescia che dovrebbe garantire quantomeno 4 milioni di euro per coprire le cosiddette pendenze a livello di stipendi, tasse e fideiussioni, quindi presentarsi, diciamo così, in Lega Calcio, dare la garanzia fideiussoria. Poi c'è da capire tutti i debiti che ha questa società. Di Corioni si parla addirittura di oltre 30 milioni di euro di debiti, per cui bisogna capire se il nuovo investitore dovrà soltanto coprire i costi iniziali e poi andare anche a pagare i debiti, perché si vive una situazione completamente diversa da quella del Bari. Il Bari è stato fatto fallire in corsa, così come è stato fatto fallire l'Ascoli, quindi i debiti non si sono mai pagati. Chi ha preso la società per 3-4 milioni di euro ha preso una società cosiddetta pulita, in maniera irregolare, però irregolare barra regolare, perché purtroppo è consentita, irregolare logicamente da chi magari bussa per avere i soldi. Viceversa il Brescia no, il Brescia non ha tempo per fare un fallimento, diciamo così, pilotato, e bisogna cercare di salvare. E in questi 2 giorni è entrata, ci sono state molte manifestazioni a Brescia, soprattutto la curva nord Brescia 1911 ha fatto una serie di cortei, uno anche chiamato Corteo della Vita, per cercare di sensibilizzare ulteriormente tutte le varie realtà politiche, cittadine e sportive, per cercare di salvare il Brescia, che di sicuro è un patrimonio del calcio italiano. Sono arrivate anche una serie di tifoserie gemellate ad aiutare i ragazzi delle Brescia, quindi speriamo che questo possa servire per riavere il Brescia l'anno prossimo in asse di partenza del campionato di Serie B 2014-2015. Assolutamente, perché insomma la situazione è precipitata. Noi affrontiamo l'argomento dal punto di vista della cronaca, ma anche poi raccontando quelle che sono le iniziative in atto. C'è una tifoseria che ovviamente si mobilita. Ne parliamo con uno degli ultra della formazione bresciana, Enzo Brescia. Abbiamo in collegamento con lui. Buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio a voi e ai vostri radioascoltatori. E dunque un Brescia che sta vivendo ore davvero in fibrillazione, la società, ma anche voi tifosi, soprattutto, viene da dire, perché poi in questi casi sempre la tifoseria un patrimonio. Iniziative che ci sono state per salvare questa società, molteplici. Peraltro ci siamo lasciati alle spalle una settimana che poteva essere decisiva, ma sono i giorni in cui ovviamente balla il destino del Brescia, questi. Sì, purtroppo sono giorni di preoccupazione, di spasimo,
però siamo molto attenti, siamo una tifoseria, io credo che Brescia città, Brescia provincia merita molto di più di essere in queste condizioni. Stiamo facendo tutto quanto nelle nostre possibilità che il Brescia si iscriva al campionato di Serie B e ci auguriamo addirittura anche con una nuova società. Diciamo che siamo abbastanza fiduciosi, oggi, massimo domani dovrebbero essere, credo, giornate decisive per quanto riguarda la salvezza del Brescia e anche una nuova società futura, perciò ci auguriamo di cuore che ciò avvenga, perché ripeto, siamo convinti che Brescia città, Brescia provincia non meriterebbe mai di essere in queste condizioni. Purtroppo ci siamo finiti dentro con una gestione secondo noi scellerata da parte della famiglia Corioni, però è inutile adesso piangere sul latte versato. Abbiamo fatto un'iniziativa giovedì scorso di portare circa 3.000 persone in piazza. Brescia è viva, Brescia assolutamente non vuole che la sua squadra riparta da campionati che non le competono per nulla, perciò ci auguriamo che tutto vada a finire bene. Sappiamo di questa cordata di cui è promotore il signor Bonometti, il presidente dell'Associazione Industriali di Bresciana, è una figura importante, una figura che trasmette serietà, che trasmette fiducia. Ci auguriamo che faccia tutto quanto nelle sue possibilità, come sta facendo, per darci un futuro come la città di Brescia merita. Sul punto di lasciare, a questo punto, come dicevamo, Gino Corioni, un presidente che insomma con la piazza ha sempre avuto un rapporto particolare, vicino magari all'addio in altre occasioni, adesso è davvero una necessità, insomma, appunto con la tifoseria ci sono spesso e volentieri state delle frizioni in questi anni. Sì, anche se noi riconosciamo a Corioni di avere anche fatto a livello logicamente calcistico dei buonissimi campionati. Non possiamo dimenticare, non siamo il bresciano, è gente che non dimentica niente, non possiamo dimenticare comunque anche anni di grande soddisfazione quando c'erano Baggio, Guardiola, gli anni che vanno diciamo dal 2000 al 2005, gli allestimenti di squadre comunque competitive per vincere il campionato in Serie B. Io credo che il declino di questa società sia purtroppo iniziato quando Gino Corioni non è stato bene nel lontano 2005. Da lì sono cominciati i problemi, secondo noi, gravi del Brescia, nel senso che purtroppo si è trovata probabilmente a gestire la famiglia questa situazione e purtroppo sappiamo tutti come è andata a finire. Prima il Corioni di prima, sono d'accordo con te, non avrebbe mai venduto, neanche sotto tortura, perché il giocattolo Brescia era un giocattolino che faceva, secondo noi, molto comodo alla famiglia. Io lo chiamo la gallinella delle uova d'oro. Oggi questa situazione qua non c'è più, vende anche perché è costretto a vendere. Tu oggi non hai i soldi per versare i contributi, non hai i soldi per versare gli stipendi ai giocatori, non hai i soldi per iscriverti al campionato. Perciò lascio immaginare che è una costrizione più che una volontà. Però va bene così, l'importante è che ne usciamo alla svelta, ripeto, sono ore di trepida attesa, abbiamo voglia di festeggiare, abbiamo voglia finalmente di avere una società che rispetti la sua tifoseria e che ci dia anche qualche soddisfazione, perché no? Adesso diciamo che il problema più principale è iscriverci più velocemente che possiamo per non perdere il titolo sportivo della Serie B. Dalle istituzioni, dal sindaco, ecco, chiaramente tirato in ballo, perché in questi casi, ma non solo a Brescia, anche da altre parti si rivolge ai piani alti, diciamo, con la situazione com'è. C'è un'apertura, almeno da quello che avete modo di capire, di sapere voi? Sì, noi giovedì sera, ripeto, abbiamo portato 3.000 persone in piazza Loggia, il sindaco, insomma, non è facile vedere in una città il sindaco che subito corre in soccorso del problema e che parla col megafono a 3.000 persone che in quel momento lì sì, sono cariche, ma sono anche demoralizzate da una situazione di paura, di perdere la propria squadra del cuore. Il sindaco ci ha dato la massima garanzia, di questo lo ringrazio pubblicamente a nome di tutta la Curva Nord, per far sì che il Brescia si salvi. Direi qualcosa di più per far sì, diciamo che si deve salvare, perciò lo ringrazio di cuore lui e
e tutta la giunta comunale, perché stanno facendo veramente tanto per salvare la squadra della nostra città, anche se il miglior artefice è senz'altro, credo, almeno stando alla lettura dei giornali e via dicendo, il signor Bonometti. Vorrà dire che sarà nostro ospite d'onore magari davanti a 5-10 mila persone, sia Bonometti sia sindaco. Certo. Daniele, a te. Anch'io benvenuto Enzo, ciao Enzo. Benvenuto Daniele. Senti, andando un po' ad analizzare tutta la situazione, per cui di sicuro va fatto il plauso a voi che da tantissimo tempo che state cercando di unire probabilmente tutte le varie parti che magari si erano disunite, quindi per il bene del Brescia. Questo va comunque a dare il giusto valore a quello che viene fatto di buono dal vostro gruppo, quindi dalla Curva Nord, quindi dal gruppo Ultras del Brescia. Per il resto volevo un po' andare a cercare di capire magari da te la situazione di una formazione che ha vissuto brevemente fra dicembre e gennaio una situazione tragicomica di quella diciamo pre-vendita magari a un fondo che poi di fatto non aveva mai versato i soldi, per cui ha fatto perdere comunque tantissimo tempo, e poi cercare di capire come mai magari in altre realtà, prima abbiamo parlato a livello giornalistico di quanto fatto ad Ascoli e a Bari, e non si è pensato magari di fare un fallimento, diciamo così, programmato, in modo tale che adesso l'investitore, diciamo così, nuovo potesse mettere soltanto, tra virgolette, logicamente 4 milioni di euro per salvare il Brescia, piuttosto che magari acquisire la società per 4 milioni di euro, dargli la possibilità l'anno prossimo di giocare la Serie B, però poi comunque avere una fila incredibile di creditori, perché oltre ai 4 milioni che servono subito si parlano di cifre elevatissime a livello di debiti causati proprio dalla dirigenza attuale. Sì, sono d'accordissimo con te Daniele, con la tua disamina. Allora, tornerei un attimo indietro a dicembre. A dicembre la famiglia Corioni e il presidente si sono fidati di questo Manenti, di cui non si conosce bene la provenienza. Noi subito siamo stati abbastanza scettici, perché quando si ama il Brescia, credo come lo amiamo noi, come lo amano tante tifoserie, la propria squadra del cuore, cerchi sempre il meglio, no? È come per i tuoi figli, cerchi sempre di dare il meglio. Stessa cosa vale per noi il discorso del Brescia. Su Manenti siamo stati subito scettici, perché quando uno viene qua e si presenta dicendo che ha pronti 200 milioni di euro, calcolando il momento attuale, la crisi economica che c'è in giro, da investire sul territorio bresciano, insomma, ti lascia quantomeno un po' da pensare. Il come si presentava il signor Manenti, con una Skoda, vestito male, capelli abbastanza unti, adesso per carità che l'abito non fa il monaco, ma se io vado a un appuntamento importante di 43 milioni di euro, ci devo andare anche presentabile, non credo che basta solo avere diciamo i soldi. Però questo, lungi da noi mettere in cattiva luce uno che si veste e si pettina come vuole lui. Il problema è stato quando ha parlato di così tanti soldi da investire, noi subito non ci abbiamo creduto, per essere sinceri, perché, ripeto, con un momento italiano così difficile, non credo che ci sia gente che abbia 200 milioni da sperperare in un anno e mezzo. Perciò diciamo che le sue credenziali hanno lasciato un po' il tempo che trovavano. E infatti, come purtroppo, speravamo di sbagliarci, ma avevamo previsto, si è sciolto questa primavera come neve al sole. Questo per quanto riguarda il discorso Manenti. Adesso c'è un altro discorso del signor Visendi, anche questo non lo conosciamo, sappiamo che viene anche lui da qualche fallimento. Io li chiamo un attimino tutti i marchioni che girano intorno, che gravitano intorno alle società calcistiche per cercare di fare una mossa senza in realtà avere nulla alle spalle. Non so con che scopo, non so con che pazzia anche, perché non so oggi se c'è disposto un presidente di calcio ad affidare a certi personaggi una società calcistica senza un ritorno economico, perciò solo con credenziali pseudo vere o probabilmente fasulle. Perciò ripeto, questo ci ha fatto perdere un anno, perché dopo tu sai Daniele c'è stato 3 cambi di allenatore, anzi 4, se calcoliamo anche Gigi Maitredi. C'è stata una società veramente che non sapeva più, secondo noi, da che parte muoversi, giocatori sbalottati, allenatori mandati via,
un casino insomma che tutto in un anno è difficile da vedere in una società calcistica. Però ripeto, quando tu sei con l'acqua alla gola, che praticamente sei purtroppo un malato quasi artificiale, i risultati non possono essere che questi. Non c'è programmazione, non c'è progetto, si vive la giornata, si spera in Dio che un presidente magari amico ti allunghi qualche prestito o ti compri qualche giovane per poter andare avanti, ma ciò non toglie che l'agonia sei comunque destinato alla morte, perché senza programmazione, senza un progetto e senza liquidità non puoi andare, per quanto ci riguarda, per quanto vediamo noi, da nessuna parte. Pronto? Sì, Daniele, se... Ho finito, io... No, assolutamente, io direi che Enzo ha espresso un po' il concetto che purtroppo ai più era noto, quindi adesso la speranza è, diciamo così, che si riesca a recuperare il latte versato, che l'ha detto lui giustamente prima, che Brescia possa iscriversi, e poi vedremo che cosa potrà essere fatto, magari attraverso di sicuro la vendita di qualche giocatore per fare cassa e ripartire da un gruppo di giovani che abbia come obiettivo primario il mantenimento della categoria in Serie B, mettere a posto 1 o 2 anni, magari sfruttare sull'amore incondizionato dei tifosi del Brescia, che di sicuro andranno a fare tantissimi abbonamenti. Direi che poi Brescia potrà fare un programma pluriennale, magari proprio per ritornare anche a ripensare alla massima Serie A e quindi ai fasti dei primi anni 2000. Guarda, hai detto le parole giuste. Noi vogliamo solo innanzitutto salvare subito il Brescia, perché sapete meglio di me che entro mercoledì, massimo giovedì mattina, i soldi vanno versati dei contributi, degli stipendi e della iscrizione al campionato, perché altrimenti si rischia di star fuori. Non dimentichiamo che la Lega Calcio ha molto interesse a far sì che le squadre diventino 20, perché sapete meglio di me, che siete più attenti di me, che è in programma di portare la Serie B a 20 squadre. Perciò prima si fanno questi versamenti, secondo noi molto meglio è. Seconda cosa, noi ci auguriamo che tutto vada a finire bene, che Bonometti, che si è buttato il sindaco, che si sono buttati la stessa Ubibanca, attenzione, non ho mai visto a Brescia unita la forza imprenditoriale, la forza istituzionale e la forza bancaria così stretti uno con l'altro per un obiettivo ben preciso. Siamo convinti che Bonometti, noi siamo, come hai detto te, assolutamente tifosi che non pretendono la Serie A. Noi siamo convinti che anche se ci parlano di un progetto quinquennale e dover faticare l'anno prossimo per salvarci, siamo pronti a rispondere con tutta la nostra passione e tutto il nostro entusiasmo, e neanche le cannonate ci fermeranno. Questo glielo posso assicurare sia a Bonometti, sia al sindaco, sia alle istituzioni, sia agli imprenditori. Benissimo Enzo, ti ringraziamo per quello che insomma ci hai detto, hai ovviamente chiarito anche la situazione dal punto di vista della tifoseria, e in questo momento insomma ci vuole da essere compatti sotto molti punti di vista, anche in virtù di quello che si potrà fare. Poi ovviamente dipende da altre situazioni, da altre dinamiche. Intanto un grosso in bocca al lupo al Brescia, e grazie anche a te per essere stato con noi oggi. Grazie a voi, crepi il lupo, grazie a tutti. Dunque un saluto a Enzo Brescia, ultra della formazione lombarda. Ovviamente vedremo se la squadra delle rondinelle, il Varese, poi anche il Siena potranno far parte della prossima Serie B, che ribadiamo andrà eventualmente a ricomporsi con una soluzione cara a Bodi, cioè quella delle 20 squadre. In questo momento sono 22. Qualora dovessero fallire l'iscrizione, dovesse fallire l'iscrizione di tutte e tre, Varese, Brescia e Siena, ci sarebbe il ripescaggio del Novara, retrocesso dopo i play-out lo scorso anno, quindi sarebbe la 20ª il Novara. Qualora invece fossero soltanto 2 a rimanere fuori, ecco che 20 squadre sarebbe la nuova composizione del campionato di Serie B, cioè 2 eliminate automaticamente, e in questo caso Abodi potrebbe cogliere la palla al balzo rispetto a quella che vuole essere la sua riforma dei campionati. Questo per la prossima Serie B, quella imminente, insomma quella che vedrà partire nelle prossime settimane. La Serie A con i raduni
della settimana. Ci sarà, ovviamente abbiamo detto, una Fiorentina, un Chievo pronti peraltro a ricominciare dopo Inter e Torino. L'ultima squadra, ovviamente in ordine cronologico, sarà il Cesena, perché ha finito la sua stagione il 18 di giugno. Si muove molto anche sul fronte calciomercato. In Serie B abbiamo detto, Daniele, che l'allenatore, a proposito di playoff della Latina, sarà invece Mario Beretta, mentre a Bologna è finito Diego Lopez, ufficializzato venerdì scorso. Doveva andare Zeman in rossoblu, invece ha sposato la causa di un'altra squadra rossoblu come il Cagliari, quindi movimenti ovviamente con panchine che si completano anche in Serie B. Come Livorno, infatti c'è stato anche l'arrivo di Gautieri, l'avevamo detto anche quello di Marco Baroni, che dalla Virtus Lanciano è passato a Pescara, per cui anche il campionato cadetto, diciamo, sta facendo vedere tante cose. Per il resto, Adriano, direi che sabato potremo già dare molte notizie per quello che riguarderà l'iscrizione del campionato di Serie B e problematiche economiche che poi riguardano anche tantissimi club in Lega Pro. E a tal riguardo segnaliamo anche che attraverso il nostro sito www.calcioparlando.com abbiamo Matteo Fumagalli che sta seguendo da vicino con articoli quasi a cadenza quotidiana tutta la situazione del campionato di Lega Pro, per cui dire che possiamo essere assolutamente sul pezzo. Calcioparlando.com, mentre per quel che riguarda le pagine sui social network, Calcio Parlando RPL su Facebook e Twitter, aggiornamenti in questo caso ovviamente continui, soprattutto adesso che c'è una concatenazione di eventi per quel che riguarda calciomercato, non solo, anche le vicende legate appunto alle iscrizioni. Noi, Daniele, ci fermiamo qui per oggi. La 397esima puntata sarà quella di sabato prossimo 12 luglio, la vigilia della finale mondiale anche, quindi questo appuntamento da non perdere anche per i commenti su quel che succede in Brasile. Rimandiamo quindi i nostri ascoltatori a sabato. A sabato a livello radiofonico con Calcio Parlando on Air, mentre giustamente hai ricordato te, Adriano, il nostro sito e i nostri profili Facebook e Twitter per, diciamo così, quotidianamente leggere tutte le nostre informazioni sportive. Un saluto anche a Roberto Colombo in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Calcio Parlando torna sabato alle ore 13. Un cordiale rinnovato saluto e buon proseguimento su Radio Padania. Avete ascoltato Calcio Parlando. Allora, questa è l'auto